A parte i vitalizi, poi le pensioni d'oro, come siete messi con il reddito di cittadinanza? Prima del reddito di cittadinanza mi permetta, che è in fase di elaborazione, però adesso andrà al voto settimana prossima il decreto dignità, quindi vorrei anche un attimo spiegare ai cittadini e magari discuterne anche con chi lo vedrà in aula quali sono i punti più importanti. I punti importanti sono che finalmente viene stabilizzata la precarietà. E questo viene fatto, al di là di quello che si legge sui giornali, viene fatto seguendo quelle che sono proprio il mercato europeo. Infatti 12 mesi di contratto, ovvero di precarietà, può essere rinnovato al massimo per altri 12 con un motivo assolutamente preciso e non più fino ad oggi, come prevedeva il Jobs Act, 36 o più in alcuni casi. Questo già succede in Francia, questo succede in Germania, quando si dice ma come i mercati del lavoro che funzionano meglio, poi ci si equipara e ti dicono no, non va bene perché ci penalizzi. No, ma fermi tutti un secondo, ma allora vogliamo avere tutte le stesse regole del mercato, dare un po' più di stabilità a queste persone che si trovano a essere continuamente messe in precarietà e senza avere le tutele necessarie per poter lavorare tranquillamente, perché poi quando tu hai un contratto del genere e chiedi magari un mutuo, un prestito, un finanziamento, ti rispondono le banche no, mi dispiace, non puoi perché non hai le garanzie necessarie. E il risultato sono quelli che noi abbiamo generazioni di ragazzi che non riescono a costruirsi una famiglia, andare incontro delle spese importanti o per appunto aprirsi un mutuo per una casa. Questo serve prima di tutto per dare in questo senso dignità anche a delle generazioni che hanno voglia di mettersi in gioco ma che hanno bisogno di avere quelle certezze minime, mi sembrano scontate, per poter affrontare il futuro. Dall'altra parte abbiamo, per la prima volta questo governo porta una misura che ci mette come capofila in Europa, ovvero vietare la pubblicità per il gioco d'azzardo. L'azzardopatia è una piaga che distrugge la nostra società, qualcosa di terribile che insomma non lo diciamo certo noi, lo dicono anche i vescovi italiani, lo dicono ma i cittadini, lo dicono le varie forze politiche, ma finalmente l'Italia per prima in Europa fa una misura fortissima, cioè vietare la pubblicità del gioco d'azzardo, come è stata vietata per esempio quella del fumo nei confronti degli eventi sportivi, e questa la trovo una regola di assoluto buon senso, una cosa di civiltà, un primo passo finalmente in cui, ripeto, diamo noi un segnale forte a tutta l'Europa, perché bisogna ricominciare a togliere forza a queste lobby, perché sono lobby che purtroppo sono bilanci, hanno pagato in lungo e largo in questi anni la politica, ricordiamoci la famosa multa da 98 miliardi di euro, mai riscossa, o meglio derubricata 300 milioni, che fu uno scandalo incredibile. Voglio vedere se uno di noi piglia la multa da 98 miliardi, poi non te la fanno pagare fino all'ultimo centesimo, e invece questi gliel'hanno derubricata a noccioline per gli introiti di queste grandissime lobby del gioco d'azzardo. Quindi partiamo prima di tutto da questi che sono dei concetti che, ripeto, vanno a colpire fortissimo e in maniera estremamente chiara quella che vuole essere la direzione del nuovo governo, e inoltre, mi permetta, l'inversione dell'onere della prova nei confronti degli imprenditori, perché oggi purtroppo gli imprenditori sono visti come degli evasori, dei terribili, dei mascalzoni, e finalmente vediamo revisione dello spesometro, vediamo la revisione di quello che è il famoso, per le partite IVA, lo split payment, quindi è l'inversione dell'onere della prova, cioè fino a prova contraria tu sei un imprenditore onesto che fai il tuo lavoro e che quindi devi essere lasciato libero di lavorare, perché ricordiamo, prima è stato detto molto bene da Candiello, il Veneto, noi abbiamo avuto il record di export l'anno scorso, cioè i nostri imprenditori sono dei fenomeni in queste condizioni di burocrazia, di leggi, di difficoltà, e ancora vanno in giro per il mondo e ci rendono grandi. Direttore, possiamo entrare un attimo su questo decreto dignità? Volentieri, però un attimo. Quindi, detto questo, nonostante i bastoni fra le ruote che la burocrazia, la politica ha messo tra le ruote agli imprenditori e ce la fanno, stiamo solamente cercando di liberare gli imprenditori delle partite IVA, di ancora dar più sfogo ai loro cavalli e di fare ancora più strada.